Buongiorno, è venerdì 27 novembre, il giorno dei colori, lo ricordate? Quindi oggi scopriremo molto di più, vediamo se ci sono poi ultime novità, riguardano la Lombardia in particolar modo, è già arrabbiata perché potrebbe restare in zona rossa, invece potrebbe ridursi ad arancione, il rischio per il Friuli Giulia, il Veneto che invece per essere rimasto giallo potrebbe pagare seriamente, non solo sul fronte ristori che sembra quasi risolto, ma proprio sul versante della curva, dopo ne discutiamo. Poi ministro Boccia che da cattolico dice Gesù può nascere 2 ore prima perché c'è il coprifuoco, e questa discussione ovviamente anima molto il dibattito della giornata di ieri. C'è la scuola, ne abbiamo già parlato, poi un po' tutti vedo che la pensano come noi, tra i governatori. Berlusconi, la grande vittoria, mette d'accordo i ragazzini, qualcuno titola, torna leader del centrodestra. Cosa fa in pratica? Spinge l'intero centrodestra con una serie di manovre, cominciate comunque dal suo lasciare intendere che avrebbe potuto far registrare un avvicinamento con questo governo, vero presunto, poi in realtà non era così, detto ma anche smentito, mai detto realmente, ma insomma alla fin fine con un documento si propone all'attuale maggioranza e viene votato quasi da tutti all'unanimità di fatto, quindi dall'intera opposizione anche oltre che alla maggioranza, questo documento che riguarda lo scostamento di bilancio per 8 miliardi che significa nuovo ulteriore deficit, questo ce lo dobbiamo ricordare, per 8 miliardi appunto per una serie di iniziative: la moratoria fiscale per le scadenze di novembre per il primo trimestre del 2021 per le partite IVA che hanno subito le perdite a prescindere dalle zone, l'intesa prevede anche l'estensione dei contributi a fondo perduto per i professionisti che non sono, che erano esclusi dal decreto ristori, via un nuovo metodo di calcolo dei ristori, non su base dei codici Ateco e del colore ma della regione, ma sulla base della perdita di fatturato. Da quanto lo diciamo, da quanto si dice inutile, perché anche chi lavora in zone ancora libere, non ce ne sono praticamente più, perché comunque sono almeno gialle, ma anche nelle gialle la sofferenza di negozianti c'è, non c'entra nulla il colore della regione, bisogna dare una quota parte di percentuale sulla perdita del fatturato di tutti. Poi vedevo ieri qualcuno contestava giustamente sulla mia pagina, attenzione perché qui si fa molto nero, quindi evadiamo tanto, quindi in realtà bene, se evadiamo il fatturato comunque è più basso e quindi prenderanno una percentuale più bassa rispetto al vero fatturato perché hanno dichiarato quel fatturato lì, che è più basso rispetto all'evasione che citava eventualmente il nostro amico sulla pagina Facebook. Vabbè, comunque Berlusconi torna vincitore, insegna come si fa politica a Salvini e a Meloni, però è vero che i due accettano di farsi trainare in qualche modo dal grande vecchio verso questa manovra che mette insieme tutti quanti. Ci credo fino a un certo punto. Queste sono un po', secondo me, le manovre di avvicinamento alla scelta del nome del nuovo capo dello Stato, perché è questo poi il vero scenario che ci riguarderà per i prossimi mesi, finito questo maledetto virus cinese, e speriamo che appunto la cosa si risolva nel breve. Non è proprio così per le regioni, tanto che oggi Crisanti sui giornali, mi pare sia sul gruppo GEDI, intanto vi faccio vedere l'apertura del Gazzettino, che è scuole, sci, non c'è l'accordo, questo è un dato interessante, perché torniamo a ribadire come i governatori abbiano detto tutti: siete matti a riaprire la scuola adesso, poi si ferma dopo 14 giorni, poi riapre il 7 gennaio, non c'è nulla pronto, neanche i trasporti pubblici, e il ministro De Micheli propone di andare a scuola il sabato e la domenica, oggi è sui giornali. Questa è la riapertura di un ospedale ancora invece nel Trevigiano, riapre il Guicciardini con i primi pazienti Covid, la foto di Bebe Vio insieme a Maradona, una foto storica di Bebe Vio che lei ha ripubblicato sui social in queste ore. Poi vi faccio vedere anche il Corriere del Veneto e il Piccolo, così abbiamo concluso e arriviamo alle parole di Crisanti, che dice cosa che si rischia a restare in giallo. Vaccino a gennaio, 342.000 dosi. Questo per quanto riguarda il Veneto. Poi c'è una novità sulla TAV, ma questo insomma riguarda le infrastrutture. Torniamo a quello che dice Crisanti. Potrebbe restare zona gialla. Oggi vedremo cosa dice Zaia, cosa dice il governo, vediamo se c'è anche qualche ultima ora adesso, quando sono le 10:40.
perché restando zona gialla molte attività sono rimaste normali, lo spostamento tra i comuni per quanto concerne il Veneto, e questo ha inficiato, lo aveva già detto settimane fa Crisanti, in qualche maniera può inficiare addirittura, è un paradosso, no? Cioè può far male al Veneto restare giallo, e segnala la positività per tampone negli ultime settimane. Un mese fa era al 19,2%, dice Crisanti, poi è salita via via 24 eccetera. Oggi la positività per tamponi è 32,7%, cioè su 100 tamponi 32,7 sono positivi, 100 tamponi fatti, quindi l'incidenza della malattia è molto alta, questo è il concetto, e si salirà ancora, quindi la curva è lontana, dice Crisanti. Così succede quando si fa gestire una cosa di questo tipo da apprendisti stregoni, dice Crisanti. La zona rossa incombe sul Friuli Venezia Giulia, vedete l'apertura ancora del piccolo, torna questo incubo della zona rossa. Oggi il verdetto decide Roma, è il giorno dei colori, lo ricordiamo molto bene, ieri abbiamo parlato un po' di tante cose a Ring, cominciando con il sindaco di Piazza, che spesso viene accusato di non dire nulla sulla sanità. Ha detto che il nuovo centro congressi, bellissimo, inaugurato, chiuso, questa enorme struttura, lui l'ha messa a disposizione dell'assessore regionale a Fedriga, ha detto se vuoi lì facciamo dei posti letto, questa è una proposta, insomma. Poi ovviamente oggi la riprenderemo nei telegiornali, stasera alle 21 a Ring su Tele4 invece partiamo con il professor Luzzatti e parliamo dei vaccini, quindi fate domande se volete ancora, questo grande tema ovviamente che agita e anima un po' tutti quanti. Non ci sarebbero gli spostamenti tra regioni, questo l'abbiamo ben capito ormai per quanto riguarda il Natale. Se vogliamo andare all'estero, gli altri permettono di sciare, non c'è ancora un accordo totale in Europa. Non riusciamo a metterci d'accordo. Cosa vuole fare l'Italia? L'avevamo già accennato ieri: o imporre il tampone o la quarantena di 14 giorni se vai all'estero. Quindi se vai all'estero per le tue vacanze di Natale e poi devi tornare a fare 14 giorni di quarantena, è evidente che nessuno andrà all'estero, perché nessuno ha un mese di vacanze o 20 giorni di vacanze a Natale, insomma, almeno forse qualche fortunato di sicuro c'è, non è il mio caso. Poi il tampone rapido dai medici di base, oggi mi fa un'inchiesta, mi fa la Stampa, il gruppo Gedi, facendo capire quanti hanno aderito, quanti stanno già praticando il tampone rapido tra i medici di base. Bene, il totale in Italia è il 38%, e molto di questo 38 in realtà non è ancora attivato perché deve trovare strutture e via dicendo. In Friuli Venezia Giulia il 51% ha già trovato l'accordo, già fa i tamponi nel proprio studio, strutture trovate. In Veneto il 54%, questo è quello che appunto si racconta oggi. Su Maradona già si litiga, ovviamente, gli avvoltoi per l'eredità, gli amici, veri, finti, presunti, stanno già mettendo le mani sull'eredità, i 5 figli, già si litiga su questo, poi è l'amara tristezza ovviamente in questi casi. La messa, boccia da cattolico, tra l'altro, ministro stimabile, ma che ieri spara questa cosa tra il divertente, il vero, il faceto, non lo so. Non è che faccio veramente fatica a prenderla come una cosa seria, però sappiamo che ci sarà il coprifuoco, sappiamo che ci sono delle regole per quanto riguarda per esempio le messe la domenica, quindi con un protocollo ben definito in accordo con la CEI da mesi. Sappiamo che le messe sono in televisione, sui social, in diretta, ovunque, in radio. Allora, piuttosto che dire che Gesù, anche lui per la pandemia, lo dobbiamo spostare a 2 ore prima o addirittura 3 se vogliamo fare il coprifuoco alle 21 come può essere per il mese di dicembre o le vacanze, possiamo spingere perché molte messe, come facciamo, ripeto, da ormai mesi, anni spesso per quanto riguarda invece il Veneto, le trasmettiamo in televisione. Non vedo nulla di male, con meno persone presenti ancora rispetto ai protocolli, oppure nessuno, anche se è una tristezza, però non credo che la scelta sia quella di far anticipare una tradizione, una cultura, una storia, una fede, per chi ci crede ovviamente, dalle 24 alle 22, perché dobbiamo rispettare il coprifuoco più che la pandemia, perché la pandemia la rispettiamo ogni domenica, allora, no? E la possiamo rispettare benissimo anche la notte di Natale, e quindi alla mezzanotte. Ci vediamo questa sera alle 21, vi ricordo
Tele4 Ring alle 21 e il sito ferdinandoavarino.it. Oggi pubblichiamo un'altra cosa dell'avvocato Quaggetto, esperto di diritto bancario, così come molte altre cose. Ciao, buona